La moltiplicazione dei soldi è riuscita e come, ma non come promettevano gli alchimisti del denaro attraverso la presunta miracolosa trasformazione di anonimi cartoncini bianchi in banconote da 50, 100 e 500 euro, del tutto simili a quelle coniate dalla zecca dello Stato. Tutt'altro, i quattrini offerti dall'ultima delle loro ingenue vittime, quelli sì veri, sono serviti agli stregoni del raggiro per acquistare una partita di droga che sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato un valore 10 volte più alto del costo sostenuto. Peraltro neanche a spese loro. Era stato infatti un operaio cinese, indebitandosi con l'accensione di un mutuo, a consegnare ai 4 camerunensi 36.000 euro, con la promessa che quel gruzzolo si sarebbe triplicato attraverso il contatto con dei foglietti impregnati di un misterioso solvente. Carta straccia in realtà, tanto da determinare una denuncia per truffa aggravata. Indagando su questo imbroglio, la sezione di polizia giudiziaria del commissariato di Conegliano è riuscita a individuare i 4 santoni: un 27enne di Ferrara, un 38enne di Parma, un 30enne di Fregone e un 39enne di Susegana. Ma in casa di quest'ultimo, Richard Buffon Gong, è stata compiuta una inaspettata scoperta. In camera, in 2 terrazzini dell'appartamento dove l'africano vive con la famiglia, sono stati rinvenuti 34 kg di canapa indiana, da cui sarebbero state ottenute 30.000 dosi di marijuana per un valore commerciale di 300.000 euro. Mentre i suoi complici sono stati solo denunciati, Buffon è stato così arrestato dai poliziotti.